Il Modica si rialza dopo la sconfitta di Avola e con una prova convincente archivia la pratica Rosmarino grazie ad una doppietta di uno scatenato Asero. Non un compito facilissimo alla vigilia, considerato che i messinesi avevano già battuto il Vittoria all'esordio, presentandosi addirittura con 2 punti di vantaggio sui rossoblù. Padroni di casa che devono rinunciare a Mallia, squalificato, e a Maimone, infortunato, oltre al nuovo arrivato Torres, ancora in attesa del transfert internazionale. Sangaré dal primo minuto e Bonanno a far coppia con Savasta in avanti. Pronti via ed è subito occasionissima Modica, sono trascorsi solo 120 secondi e Cappello in diagonale colpisce il palo a Pileri battuto. Al 15° Bonanno manca clamorosamente l'appuntamento con il gol a pochi metri dalla porta. La sua conclusione è alta sulla porta messinese. Il Rosmarino, che si affida alle rapide ripartenze di Maltese e Genovese, si fa vedere dalle parti di Romano al 19° e l'ex di turno Natale Gatto che su punizione impegna Romano. Al 34° è il turno di Savasta che stacca sugli sviluppi di un corner ma trova la risposta del giovanissimo Pileri. A 5 minuti dall'intervallo il Modica sblocca il risultato. Asero, un moto perpetuo sulla fascia sinistra, lascia partire un tiro cross velenosissimo per la testa di Bonanno. L'attaccante palermitano non la tocca ma la traiettoria inganna Pileri e si insacca alla sua sinistra. Modica 1, Rosmarino 0 e sospiro di sollievo dei tifosi. Gli stessi protagonisti al minuto 2 della ripresa si prendono la scena, assist di Bonanno, conclusione di Asero e palla ancora in rete. In 7 minuti l'ex Paternò mette in ghiaccio la partita. Al 5° reazione ospite con Catalano che impegna severamente il sempre attento Romano. Al 17° ancora Bonanno che colpisce il palo sugli sviluppi di una palla persa dalla difesa messinese. 2 minuti dopo è Asero che sta per portarsi a casa il pallone del match, ma tra lui e la tripletta ci si mette Pileri che gli nega l'ennesima soddisfazione personale. Questa è praticamente l'ultima emozione del match che scorre fino alla fine senza particolari sussulti. Seconda partita senza subire reti dopo quella di Coppa Italia e treno delle prime distante solo 3 punti. Oggi per il Modica solo note positive.